discorso psicologico cambia, dobbiamo soltanto vincere. Credo che anche il nostro atteggiamento sarà diverso, senza perdere gli equilibri generali, questa forza che ci ha permesso di arrivare qua, quindi a concedere poco agli avversari, però dal punto di vista dobbiamo fare qualcosa in più, dobbiamo soltanto vincere. Non si nasconde Andrea Mandorlini, con il terzo turno di playoff cambia tutto, ora bisogna solo vincere. La squadra è reduce da due partite importanti e tirate psicologicamente dure sul cammino dei biancoscudati. Ora c'è la Juventus Under 23, una squadra forte che ha vinto la Coppa Italia di categoria. Un avversario completamente diverso, una squadra giovane, una squadra di qualità, una squadra importante, insomma, per fare solo due esempi. Ha venduto un giocatore 8 milioni all'Atalanta, per dire il valore in generale della squadra. È una squadra importante. Spesso parlavo prima con un amico, questa interruzione ha fermato un po', però è una squadra che valeva molto di più della posizione che sono arrivati. Poi insomma hanno vinto anche la Coppa Italia, quindi per dirla del valore di questa squadra che andiamo a affrontare. Ecco. La scelta della partita secca in questa fase dei playoff è sbagliata per il mister biancoscudato, ma tant'è, le regole sono state scritte e non c'è tempo per modificarle. Ora pancia a terra e combattere. La complessità rivolge un po' nella partita, nel suo computo generale, insomma una squadra, ripeto, che non ha giocato, che comunque è una squadra giovane, quindi dal punto di vista del corsa e quant'altro dobbiamo far fatica. So che dovremo, ma siamo pronti, io credo, a farla.